E perché metti la gamba qua e non la metti qua? E perché io dico, ma parlavo con l'amministratore delegato della FAEM al suo tempo, mi dice, ma scusi, ma lei cosa fa di lavoro, amministratore delegato? Allora faccio amministratore delegato, che il design in questo caso sono io e faccio quel che credo io. Ho messo la gamba qua perché trovo più opportuno mettere la gamba qua, anche perché bisogna andare fuori dalla corrente tradizionale, se no uno continua a fare sempre le solite cose e non si crea mai dell'innovazione. E credo che le mie diciamo, cose migliori le ho tratte proprio da questo mio modo di lavorare come fosse un gioco. Io quando sono andato da Carlo Scarpa nel 72 mi ero rovesciato una forchettata di piselli sui pantaloni e sono andato da Carlo Scarpa, che come lezione era avuto via licenza da pochi giorni, e gli ho chiesto di disegnarmi delle posate espressamente per me. Nel novembre del 77, un venerdì, mi ricordo, mi disse: Munari, ho l'idea per le posate e vieni oggi alle 8 qua da me che facciamo le posate, perché serve l'idea, capisci? Tu non puoi stare lì sul tavolo e metterti a fare una penna stilografica, una sedia o qualcosa d'altro. Tu devi, capisci, devi avere l'idea per fare l'oggetto. Allora poi l'oggetto viene fuori nel giro di mezz'ora, un'ora, capisci?